Buonasera da Sicilia 24, le principali notizie. Proiettile in busta e minacce di morte al sindaco di Carlentini, il primo cittadino rilancia, non mi dimetto, rispondo ai cittadini. La strage in Germania, una fuga di gas avrebbe provocato il crollo della casa, seppellendo un'intera famiglia di origine siciliana, padre, madre e il figlio di 6 anni. Comiso in festa per la liberazione di uno dei prigionieri nelle carceri venezuelane, Biagio Pilieri, a Palermo, mobilitazione per la pace. Catania, furto con spaccata ennesima con un escavatore, i malviventi hanno sradicato la cassaforte di un supermercato, fallito invece l'assalto a una tabaccheria. Paura ma nessun danno per la scossa di terremoto in magnitudo 5.1 nell'area dello stretto di Messina, il sisma avvertito in tutta la Sicilia orientale. Da 40 anni a Siculiana, nell'Agrigentino, c'è un incompiuto, un ecomosso di cemento, un ponte mai finito. Abbatterlo costerebbe troppo. Il sindaco lancia l'iniziativa Orizzonte Libero. Gli 80 anni di libertà di Leo Gullotta, la straordinaria carriera dell'attore cominciata per caso nella sua Catania. Calcio in B, domani il Palermo giocherà sul campo del Mantova, Inzaghi ritrova tutto il gruppo al completo. Serie C, il Catania domani attende la Cavese al Massimino, dobbiamo essere più cattivi agonisticamente, dice Toscano. Allegretto in campo, convocati Caturano e Bruzzaniti. Trapani battuto 2-1 dal Latina. Bentrovati. Un vigliacco. Il sindaco di Carlentini, Giuseppe Stefio, definisce così chi gli ha mandato una lettera minatoria con all'interno un proiettile. Nessuna paura, vado avanti, dice al nostro TG. Sentiamo Francesco Aloi. Il sindaco di Carlentini è sereno, anche se non ha idea di chi possa avercela con lui. Eccolo il contenuto della busta che ha ricevuto nel suo ufficio. Un proiettile e la lettera con una specifica richiesta. Le dimissioni. Sicuramente non è questo il modo per chiedere dimissioni, questi sono modi mafiosi che io rigetto in modo forte e deciso. Le dimissioni a me le può chiedere solo la mia città e la mia comunità. L'autore del messaggio scrive a mano, a stampatello, su questo foglio strappato da un quaderno. Minaccia il sindaco ma non risparmia nemmeno la famiglia. Se lei avesse davanti il mittente, cosa gli direbbe? Che è un vigliacco. Soprattutto nel momento in cui si rivolge alla mia famiglia, perché io sono un personaggio esposto, posso avere fatto anche degli errori personali e avremmo potuto anche chiarire. Una chiara intimidazione che però non frena il primo cittadino al secondo mandato, nessun passo indietro. Testa alta, schiena dritta e si continua nell'attività di moralizzazione delle attività amministrative e politiche di questa città. Questo è un processo che è ormai irreversibile. Sul caso stanno indagando i carabinieri coordinati dalla procura, un fatto grave che ha scosso la cittadina del Siracusano. Solidarietà bipartisan arriva dal mondo della politica. La Protezione Civile regionale ha diffuso un avviso di allerta gialla per il rischio meteo idrogeologico e idraulico per domani, domenica 11 gennaio, sul territorio palermitano. Intanto, a causa del maltempo, restano isolate le piccole isole delle Eolie, Alicudi, Filicudi, Panarea, Stromboli, Ginostra. Le isole minori delle Eolie da oltre 60 ore non sono raggiunte dai mezzi di linea. Su queste isole, oltre a scarseggiare i generi di prima necessità, non si è proceduto al cambio dei medici nei presidi di continuità assistenziale e per alcuni residenti sono saltate anche le visite mediche. Traghetto arriverà solo a Vulcani, Lipari e Salina. E a proposito di sanità, negli ospedali siciliani resta alta la pressione per l'influenza. A Caltanissetta i reparti sono in affanno, mentre a Palermo è stata istituita un'unità di crisi. Il servizio è di Rita Cinardi. Continua l'emergenza negli ospedali siciliani, ormai sotto pressione a causa del picco influenzale che è coinciso con le festività, e se qualcuno pensa che il peggio sia passato, secondo gli esperti non è così. Nei prossimi giorni, con la riapertura delle scuole, il ritorno in classe di bimbi e ragazzi potrebbe favorire nuovi contagi, aggravando ulteriormente la situazione. Il problema non riguarda solo i grandi centri della Sicilia. A Caltanissetta il pronto soccorso è da giorni in affanno, così come il reparto di pneumologia. In questo momento noi abbiamo ricoverato in reparto 20
pazienti su una dotazione di 12 posti letto. Quelli in soprannumero ovviamente sono distribuiti negli altri reparti del presidio e l'accesso al pronto soccorso è stato di oltre il 200% rispetto a quello degli anni passati. In parte si è avuto un aumento anche percentualmente nei soggetti giovani che possono presentare anche altre problematiche oltre alla polmonite e all'insufficienza respiratoria, quali per esempio in alcuni casi episodi di embolia polmonare. Una situazione critica, dunque, legata in gran parte alla scarsa adesione alla campagna vaccinale antinfluenzale. La vaccinazione nelle nostre zone è purtroppo poco recepita. Intanto a Palermo il direttore generale dell'ASP, Alberto Firenze, ha istituito un'unità di crisi dedicata alla gestione dell'emergenza influenzale con l'obiettivo di rafforzare il coordinamento delle attività sanitarie e garantire una risposta più rapida ed efficace su tutto il territorio provinciale. Forse una fuga di gas all'origine del crollo di una casa in Germania, morti padre, madre e il figlio di 6 anni, originari di Castellammare del Golfo. Sentiamo Laura Spanò. Forze di polizia lavora ad Albstadt in Germania per capire cosa abbia potuto provocare la deflagrazione dell'abitazione nella quale sono deceduti giovedì mattina alle 5 Francesco Liparotto, 33 anni, originario di Castellammare del Golfo, sua moglie Nancy Garranco, 30 anni, originaria di Niscemi, e il loro bambino Brian, di 6 anni. Per lunedì si attende l'esito degli accertamenti che la scientifica ha effettuato in quel che rimane dell'abitazione dei Liparotto, completamente rasa al suolo. Al momento si propende per una fuga di gas. La violenta esplosione ha danneggiato anche i tetti delle case circostanti, 7 le abitazioni vicine evacuate. Il comandante dei pompieri, Thomas Duran, che ha guidato le operazioni di soccorso, ha detto che all'inizio c'era ancora la speranza di trovare qualcuno in vita. Sul posto per ore hanno lavorato più di 210 soccorritori. L'edificio è stato demolito a mano, dato che potevano esserci persone ancora in vita. Purtroppo, nonostante l'impegno dei soccorritori, non c'è stato più nulla da fare per la famiglia Liparotto. Una raccolta fondi promossa dagli abitanti di Albstadt a favore delle vittime ha permesso di raccogliere oltre 60.000 euro. Il denaro sarà utilizzato anche per finanziare il funerale della famiglia. Al momento non si sa però se i corpi saranno trasferiti a Castellammare del Golfo, città che si è stretta attorno ai familiari delle vittime con una veglia di preghiera nella parrocchia di San Paolo della Croce. Comiso invece festeggia la liberazione di Biagio Pilieri, politico e giornalista detenuto nelle carceri di Caracas. A Palermo, al contempo, una mobilitazione chiede pace e disarmo e protesta contro l'aggressione al Venezuela e l'uso della guerra come strumento di risoluzione dei conflitti. Veronica Barbarino. A Comiso la comunità venezuelana festeggia. Con sollievo e sentimento di speranza accoglie la liberazione di Biagio Pilieri, politico e giornalista compaesano, detenuto per un anno nelle carceri di Caracas. Pilieri, che negli ultimi anni aveva denunciato censura e repressione dell'informazione in Venezuela ed è leader del partito Convergenza, era stato accusato di terrorismo e tradimento alla patria. La sua scarcerazione, avvenuta insieme a quella di altri prigionieri politici, è vista come un segnale positivo dalla comunità venezuelana di Comiso, che considera l'intervento americano una risposta a un grido di aiuto. Non c'è stata un'altra maniera di fermare a questa dittatura che non sia l'intervenzione militare che c'è stato il 3 gennaio. E quindi ora passiamo alla fase della transizione, che non penso che ci vorrà molto, per ovviamente riacquistare la tranquillità, la serenità, la stabilità che veramente tutti ci meritiamo. E mentre a Comiso si festeggia, a Palermo si chiede pace e disarmo. In Piazza Verdi in tantissimi protestano contro l'aggressione al Venezuela da parte del governo statunitense e manifestano solidarietà ai popoli oppressi. I partecipanti hanno condannato l'uso della guerra come strumento di risoluzione dei conflitti tra stati, definendola una palese violazione del diritto internazionale, e hanno criticato l'atteggiamento del governo Meloni, accusato di aver avallato un atto di pirateria internazionale. A Catania, furto con spaccata ennesima con un escavatore. I malviventi hanno sradicato la cassaforte del supermercato. 13.000 euro il bottino. Fallisce invece l'assalto al distributore automatico di una tabaccheria. Tonino De Mano.
avevano l'escavatore sotto mano proprio di fronte al supermercato, un'occasione che i malviventi non si sono lasciati sfuggire. Audace furto all'Eurospin di piazza Vito Maria Nicolosi nel quartiere catanese di Nesima, dove il mezzo meccanico che vedete, impegnato nei lavori del comune per la riqualificazione della piazzetta, è stato utilizzato per spaccare la saracinesca e rubare la cassaforte. 13.000 euro il bottino e danni ingenti al supermercato. Sulla vicenda indaga la polizia, che ha acquisito le immagini dei sistemi di videosorveglianza, diverse le telecamere presenti sul posto, che potrebbero fornire elementi utili agli investigatori. Ed è andata decisamente male invece ai malviventi, che intorno alle 2 di notte avevano preso di mira il distributore automatico di una tabaccheria in via Citelli. Per mettere a segno il colpo, poi fallito, è stato utilizzato un ordigno esplosivo, la cui carica ha avuto un effetto devastante sulla macchinetta. 2 dei 3 malfattori, un 35enne ed un 42enne, sono stati arrestati dalla polizia. Risveglio movimentato per il titolare della rivendita di tabacchi. Di sicuro non è un risveglio da ricordare. Allertati dal servizio di vigilanza e abbiamo constatato il danno immenso che hanno fatto, però fortunatamente con l'intervento rapidissimo della polizia siamo riusciti a risolvere il problema. Una terza persona, fuggita a bordo di una Nissan Micra, della quale però non è stata rilevata la targa, è attualmente ricercata dalla polizia. A Catania controlli della polizia nel quartiere di San Cristoforo. Oltre al pattugliamento per prevenire reati, sono stati istituiti numerosi posti di blocco e verifiche rispetto delle norme del codice della strada ed effettuate verifiche anche di natura amministrativa e sanitaria ad alcune attività commerciali. In alcune sono stati trovati alimenti scaduti o senza etichetta e sono state elevate sanzioni in totale per oltre 20.000 euro. Scossa di terremoto del 5,1 grado questa mattina all'alba al largo della costa orientale, avvertita a Messina, Siracusa. Non si registrano danni. Francesco Triolo. Mattinata movimentata per i siciliani della costa orientale a causa della scossa di terremoto di magnitudo 5.1 registrata alle 5.53 di questa mattina al largo di Reggio Calabria a una profondità di 65 km. La sala operativa della Protezione Civile della Regione ha effettuato un monitoraggio telefonico presso gli uffici del Dipartimento regionale di Protezione Civile, comuni e i comandi dei Vigili del Fuoco di Messina, Siracusa e Catania e non sono pervenute segnalazioni di danni strutturali o situazioni di emergenza. Il terremoto di stamattina è una scossa di magnitudo 5.1 localizzata in Mare Ionio, circa 30 km a sud-est delle coste calabre, ad una profondità di 65 km. Proprio per queste sue caratteristiche di profondità, il terremoto è stato largamente risentito sia in Calabria che in tutta la Sicilia orientale fino a Siracusa. E allo stato attuale comunque non ci sono notizie di danni. Molta paura ma nessun danno, quindi, con la scossa che si è avvertita anche a Siracusa, Catania e soprattutto a Messina, dove il terremoto è stato percepito anche nelle abitazioni ai piani bassi. A Messina non ci sono segnalazioni di feriti o danni a cose, ha detto l'assessore alla protezione civile Massimo Minutoli, impegnato più sull'allerta legata al vento che da stanotte sferza lo stretto. Da quasi 40 anni a Siculiana, nell'Agrigentino, esiste un ponte mai finito, un ecomostro di cemento che deturpa il paesaggio. Davide Sardo. A Siculiana da quasi 40 anni incombe un mezzo ponte mai completato, un ecomostro che deturpa il paesaggio. Originariamente avrebbe dovuto collegare il centro abitato alle località balneari, ma oggi è solo cemento abbandonato. Demolirlo costerebbe almeno 3 milioni di euro, una cifra insostenibile per le casse del comune. Così il sindaco Giuseppe Zambito lancia Orizzonte Libero, un progetto per combattere il degrado e restituire bellezza ai luoghi. L'iniziativa punta ad una legge regionale che istituisca un fondo straordinario per abbattere tutte le opere incompiute in Sicilia, coinvolgendo gli altri comuni e l'ARS. L'obiettivo è chiaro: liberare i territori dalla politica del cemento, riconsegnando spazi verdi e paesaggi finalmente fruibili ai cittadini. Il mezzo ponte di Siculiana potrebbe così diventare solo un ricordo del passato, mentre il futuro punta alla bellezza e alla valorizzazione del territorio. Adesso una breve pausa e poi parleremo dei test di medicina, ma anche degli 80 anni dell'attore Leo Gullotta. A tra poco.
E adesso un aggiornamento sul maltempo, grandinata a Palermo, maltempo nel capoluogo siciliano, ma anche a Messina, dove sta provocando numerosi disagi in tutta la provincia, in particolare lungo la rete viaria provinciale. Le forti raffiche di vento sono abbinate anche alle precipitazioni intense, hanno causato la caduta di diversi alberi sulle strade. E adesso parliamo di medicina, o meglio del semestre filtro nella facoltà di medicina, che è diventato uno scoglio per tanti studenti insormontabile. A Palermo e Catania i 3 esami sono stati superati da poco più del 50% dei candidati, a Messina invece appena il 28%. E adesso, entro la fine di febbraio, c'è il test di recupero. Francesco Triolo. Anche in Sicilia è tempo di bilanci per la riforma sull'accesso alle facoltà di medicina appena entrata in vigore. Dopo il primo semestre, con la necessità di ottenere 3 sufficienze, il traguardo è stato raggiunto dal 50% degli studenti idonei a Palermo, il 45% a Catania e a Messina nemmeno un terzo, appena il 28%. Chi non ha superato questo primo scoglio dovrà superare i test di riparazione in 1 o 2 materie per potersi iscrivere al secondo semestre che scatterà il 1 marzo. Le materie da superare erano fisica, chimica e biologia, con 2 appelli a disposizione. I risultati hanno convinto il Ministero a pubblicare un decreto che possa far entrare in graduatoria con riserva anche chi ha riportato 1 o 2 insufficienze, ma con l'obbligo di recuperare attraverso un test da effettuare entro il 28 febbraio, una sorta di ripescaggio che potrebbe consentire agli atenei siciliani di riempire tutti i posti o quasi. I numeri: a Palermo 392 hanno superato tutti e 3 gli esami, 337 dovranno recuperare, a Catania 227 sono già passati, 272 andranno ai tempi supplementari. A Messina invece 142 studenti hanno superato i 3 esami, 586 dovranno sostenere il test di recupero, con la fisica diventata scoglio arduo, superata soltanto dal 17% degli studenti. Ma i posti a disposizione nell'Ateneo dello Stretto sono 517, quindi qualcuno rimarrà fuori. Cambiamo argomento, Leo Gullotta festeggia 80 anni, la carriera, le origini catanesi e il legame con Catania nel servizio di Emanuela Corsi. Ben trovata Catania! Attore, doppiatore, comico e imitatore, Leo Gullotta spegne le 80 candeline. 80 anni di libertà, sottolinea il maestro, come la nostra meravigliosa Costituzione. Sì, ho festeggiato i miei 80 anni, è bello poterlo dire. Li ho festeggiati nel modo più semplice ma più autentici. 80 è il segnale che ho vissuto nel mio paese 80 anni di libertà. Una straordinaria carriera lunga 65 anni, cominciata per caso nella sua Catania. Mi sento una persona fortunata, partito da Futtino a Catania, quartiere mio di nascita, amato a tutt'oggi, amato, ricordato, perché chi nasce in un quartiere popolare la vita, no, gli si presenta prima. Ho cercato di essere, come mi ha insegnato il mio grande amico, commediografo, ma meraviglioso giornalista come Pippo Fava, mi ha insegnato a battersi per la libertà, per i diritti, per le cose giuste, per il cancro che abbiamo e non soltanto nella nostra terra, la mafia. Attore comico e drammatico, apprezzato da pubblico e critica, è stato diretto da Ricky Tognazzi, Carlo Vanzina, Nanni Loi, Giuseppe Tornatore. Che dici? Analfabeta, sogno. Pure tu? Sì. È stato premiato con il Nastro d'Argento e il David di Donatello. Per 20 anni nella compagnia del bagaglino con i suoi personaggi è stato uno dei protagonisti assoluti del piccolo schermo. Io sono la mia come si fa la fiction! E allora, tanti auguri Leo. Viva la vita, buona vita! Adesso una breve pausa e poi la pagina dedicata al calcio. A tra poco. Ed eccoci al calcio, prima gara del 2026 domani per il Palermo che giocherà sul campo del Mantova. Inzaghi ritrova il gruppo al completo. Marco Gullà.
Si torna in campo dopo la mini sosta invernale. Il Palermo vuole riprendere da dove aveva lasciato, ovvero dalla vittoria. Domani a Mantova, nel match delle 15, i rosanero cercheranno di dare continuità alla striscia positiva del 2025, iniziare con il botto il 2026 è l'obiettivo di Pippo Inzaghi, sperando che qualcuno nelle prime posizioni inizi a steccare. Inzaghi ritrova il gruppo al completo. Bani e Diakité rientrano a disposizione dopo aver scontato il turno di squalifica, mentre Beresischi ha superato l'infortunio che lo aveva costretto a saltare le ultime 2 gare e viaggia verso una maglia da titolare. A Mantova, dunque, l'allenatore dovrebbe riproporre l'11 tipo che aveva garantito continuità e solidità nell'ultimo ciclo di partite. In avanti Palumbo e poi Ampalo partiranno dal primo minuto. L'altro posto, sulla tre quarti, dovrebbe essere di Leduaron con Basic come prima alternativa, in attesa di eventuali novità dal calciomercato. Anche a centrocampo pochi dubbi, con Ranocchi e Segre in mezzo al campo, Pierozzi e Augello sulle corsie esterne. Dopo la sfida di Mantova, il direttore sportivo Osti accelererà sul mercato per regalare ad Inzaghi il sostituto di Brunori. L'obiettivo numero 1 resta sempre Tramoni del Pisa. Il Catania domani al Massimino riceve la Cavese. L'obiettivo è riprendere a fare i 3 punti dopo il pareggio di Foggia. Marco Carli. 18 finali, così vengono viste in casa Catania le partite che separano dalla fine del campionato, della stagione regolare, di corsa verso l'obiettivo che al momento è lontano 2 punti, la testa della classifica dove adesso c'è il Benevento, la prima delle 18 finali al Massimino dove finora la squadra di Toscano ha fatto percorso quasi netto, avversario la Cavese, nella corsa conterà tutto, l'approccio, la mentalità e i particolari. Noi dobbiamo tornare a prendere il nostro cammino perché è un gruppo di ragazzi che vuole crescere, che vuole migliorare sempre. Non vorrei avere quella percezione che quando sembrano le partite facili, che hai in mano la partita, il possesso, la pericolosità, noi quella cattiveria di ammazzare o di portare la partita sui nostri binari ancora ci manca e la dobbiamo avere. La squalifica di Celli porta Toscano a cambiare in difesa. Allegretto è pronto insieme a Pieraccini per completare il terzetto arretrato insieme a Di Gennaro. Probabile conferma della coppia Quaini di Tacchio a centrocampo, mentre davanti con Imenez alle spalle di Forte torna Lunetta. Fra i disponibili Bruzzaniti e Caturano. Tornerà tra i convocati perché da mercoledì si è aggregato al gruppo dopo che era stato fermo domenica scorsa per questo attacco influenzale. Anche Giovanni Bruzzaniti sarà tra i disponibili, anche se si è aggregato mercoledì, ha iniziato a spingere con la squadra da mercoledì, però abbiamo un'altra arma in più nel nostro organico. Catania Cavese sarà seguita da Telecolor con diretta stadio, collegamenti dal Massimino a partire dalle 14, commenti da studio e alla fine le parole in anteprima del tecnico e dei protagonisti dell'incontro. Ed è finita con una sconfitta che brucia la partita del Trapani contro il Latina. I Granata sono stati battuti per 2-1 dal Latina per la 21esima giornata di campionato in Serie C. È tutto per questa edizione Sicilia 24, grazie per averci seguito, buona serata.